Adesso ci siamo in contatto con un portavoce della Curva A. Il suo nome è Gianluca, lo presentiamo. Buon pomeriggio Gianluca. Ciao Gianluca, come stai? Tutto bene. Voi come state? Un po' rattristati, ma abbastanza bene, siamo al lavoro. Allora io volevo dire che adesso noi seguiremo, diciamo così, l'approccio di Gianluca e della Curva A come portavoce, quindi titolato a parlare per la Curva A Gianluca, e cercheremo di ascoltare le spiegazioni di quello che sta accadendo da parte del punto di vista dell'elemento tifosi ultras. La manifestazione, partiamo da questo, no? Liberi di tifare prima del match con il Milan, poi ovviamente ci dirai quello che hai da dire, Gianluca. Che significato ha avuto quella manifestazione a Piazzale Tecchio prima del match con il Milan? Allora, io innanzitutto colgo l'occasione per fare solo un elemento di chiarezza. Innanzitutto ti ringrazio per lo spazio che ci hai concesso. Io parlo a nome e per conto della Curva A e praticamente non voglio né domande né parlare di altre cose che sono successe in altri settori dello stadio, perché non c'ero, non conosco e non faccio il giudice. Questa è la cosa che ci tengo a chiarire. Per quanto riguarda la nostra grossa manifestazione di sabato, il volantino l'avete letto tutti e anche su quello volevamo fare un po' di chiarezza, perché credo, noi ne stiamo sentendo tante in questi giorni, che noi avremmo fatto questa manifestazione contro il caro biglietto. Noi in Curva 6-7 anni fa abbiamo fatto un adesivo che per noi la fede non ha prezzo, e questo per me è un concetto molto importante. Noi non abbiamo fatto nessuna manifestazione contro il caro biglietti, la società può scegliere i prezzi che reputa opportuni, noi li faremo come l'avremmo sempre fatti, come abbiamo pagato 50 euro a Gela, figurati se protestavamo per i 50 euro di Napoli-Milan. Però questo va a cozzare con una frase che dice spesso il presidente del Calcio Napoli, che dice lui vuole più famiglie e meno ultras. E noi siccome viviamo in città e sappiamo il reddito pro capite della nostra città, questa non ci sembrava una buona politica per riempire lo stadio di famiglie. Noi, la nostra protesta era solo e semplicemente per quello che poi a noi ci sta più a cuore, quello di tornare e di accompagnare il Napoli in queste 5 partite al San Paolo che vanno da qua alla fine del campionato, ad un sogno che stiamo vivendo da 33 anni e stiamo accarezzando. Siccome nei mesi scorsi abbiamo sentito tanti tuoi colleghi che dicevano che noi avevamo abbandonato il Napoli, che noi non volevamo sostenere il Napoli, noi volevamo fare chiarezza con i fatti che noi del Napoli ne abbiamo fatto una scelta di vita, una ragione di vita che va sempre oltre e a prescindere da ogni cosa, e abbiamo voluto creare l'atmosfera fuori con centinaia di bambini, con centinaia di persone normali, perché quell'atmosfera purtroppo non ci è più consentita di farla vivere allo stadio. Noi siamo dei ragazzi e tu ci conosci bene, ci conosciamo, non siamo dei santi, non lo saremo mai, non è un problema, però siamo delle persone mature, oggi anche adulti. Abbiamo una certa mentalità, abbiamo un certo stile di vita. Quando riusciamo a regalare delle coreografie, del tifo, del calore, e di questo se ne approvvigiona la squadra, perché in certe partite le abbiamo vinte noi col tifo e abbiamo regalato delle belle emozioni alle persone che non hanno la stessa nostra cultura, siamo contenti. Quando facciamo degli errori ci prendiamo le nostre responsabilità, tagliamo con dignità e non ci lamentiamo. Il discorso è un altro, è che dall'8 gennaio, dopo dei fatti di cronaca avvenuti che tutti quanti voi sapete, in autostrada Badia Alpino, in autostrada Napoli, in autostrada 1, ovviamente si è verificato un fatto di cronaca che è sotto gli occhi di tutti, che ha visto coinvolte 2 tifoserie, la nostra più un'altra. E in quella cosa che è successa, c'è la massima autorità che è preposta a gestire l'ordine pubblico nella nazione, che ha detto che le 2 tifoserie coinvolte non sarebbero state, gli è stato intimato un divieto di trasferta. Va bene, è una scelta, prendiamo la responsabilità, poi dal punto di vista soggettivo ognuno verrà indagato e si prenderà le proprie responsabilità. Siamo tornati al San Paolo e siamo tornati con il nostro materiale, perché in questi 10 anni ci è stato sempre consentito
coreografie, con Napoli Real Madrid abbiamo fatto il Castel dell'Ovo, ci ha applaudito tutta Italia, ma ne abbiamo fatte tante in questi anni e non abbiamo mai fatto nessun modulo, che poi ti spiegherò dopo. L'8 gennaio ci è stato detto in quell'occasione che oltre la punizione inflitta per le trasferte c'era anche una punizione riguardante il materiale in casa, e noi abbiamo accettato e ce ne siamo tornati a casa. Tornando a casa, poi, siccome siamo ragazzi che viviamo di sport e di calcio, abbiamo visto per televisione che anche un'altra tifoseria coinvolta, anche altre tifoserie che purtroppo vengono coinvolte in fatti di cronaca, poi in casa i striscioni li mettono, continuano a fare il tifo, continuano a fare tutto. Quindi abbiamo potuto capire che questa voce è partita da Napoli, perché noi sì e le altre persone coinvolte no. E da là nasce tutta questa discussione. Scusami, prima che continui, poiché qua ci sono molti messaggi che arrivano, c'è anche chi scrive: ma portavoce di chi gli dà titolo di rappresentanza? Rappresenta una curva intera o poche decine di persone? Rappresento tutti i gruppi organizzati della curva A che si sono fidelizzati alla società sportiva Calcio Napoli 8 anni fa. Perfetto, va bene, volevo soltanto chiarire questo perché arrivano dei messaggi. Quindi... La curva, per chiarezza, è una curva fidelizzata, e questa va a rispondere anche a qualche tuo collega che in questi giorni sta dicendo cose infelici, che noi non vogliamo fare il modulo perché abbiamo paura di dare i nostri dati anagrafici. Noi abbiamo sottoscritto la tessera del tifoso dando i nostri dati anagrafici, abbiamo sottoscritto, siamo tutti abbonati, quindi il caro biglietti per noi non è un problema. Noi i biglietti ce li abbiamo ripartiti sull'abbonamento e diamo nome e cognome per ogni trasferta in cui andiamo, quando abbiamo sottoscritto l'abbonamento e quando abbiamo ogni 3 anni quando ci scade la fidelity card. La curva è una curva fidelizzata, senza problemi. Lo possiamo Scusami, ti ho interrotto, puoi proseguire il racconto che stavi facendo prima? Scusami, ti ho interrotto per quel messaggio. E questo praticamente si è venuto ad accadere, che noi sono 2 mesi da quell'8 gennaio che c'è stata inflitta questa punizione ulteriore da non poter entrare più in materiale allo stadio. In questi 2 mesi ne abbiamo sentite tante. Avevamo abbandonato il Napoli, vogliamo ricattare la società per i biglietti, siamo tutti abbonati, falso. Vogliamo avere delle ingerenze nella festa, falso. Noi speriamo quel giorno solo di scendere in piazza e festeggiare. Siamo ragazzi del popolo e volevo partecipare alla festa che organizzeranno, chi è preposta ad organizzare queste cose. Non abbiamo nessuna velleità in merito, né tantomeno ci interessano queste cose. Noi vogliamo sostenere il Napoli, entrare, tifare, vincere e gioire. Questo vogliamo. Allora, molti tifosi dicono: capiamo le ragioni, ma perché insomma succede questo proprio in un anno così importante, in un anno storico? Forse lo hai spiegato, però insomma io voglio capire, il buon senso deve venire fuori da parte di tutti. Questa domanda non va posta a noi, perché te l'ho detto, è nato tutto dall'8 gennaio. Però io ora voglio passare al pratico, perché io sono qua per lanciare un appello e per risolverlo il problema. Abbiamo letto 2 giorni fa un invito che ha fatto il sindaco, che è la massima autorità e che rappresenta un po' tutti i cittadini. Noi siamo qua, ci mettiamo la faccia. Il sindaco ha detto di avere uno slancio per la comunità di intenti e per divertirsi, per rendere Napoli, dove arriveranno milioni di persone, dove stanno arrivando milioni di turisti a godersi il folklore che creano i napoletani, quel folklore che ci ha contraddistinto anche allo stadio. Siamo famosi per il nostro calore e per il nostro folklore. Noi siamo pronti a confrontarci con chiunque, se c'è qualche errore da parte nostra c'è tutta la buona volontà di correggerlo, però ognuno si deve assumere le responsabilità e vedere se vogliamo remare tutti dalla stessa barca. Noi vogliamo uscire da quel cono d'ombra, perché quando c'è un cono d'ombra ognuno può pensare chissà che cosa ci possa essere dietro. Noi siamo disposti a parlare con chiunque, però si devono dire poi effettivamente le cose come stanno. Allora, sono 2 giorni che è uscito questo modulo, questo famoso modulo,
questo famoso modulo. Ecco, scusami, ti fermo al modulo perché sia ben chiaro, in tanti si sono chiesti per quale motivo i tifosi del Milan, ma anche quelli da Lazio, hanno potuto introdurre nello stadio Maradona al San Paolo striscioni, bandiere, fumogeni, megafoni e tamburi, e ai tifosi del Napoli delle curve questo non è stato consentito. E a questo ti devo rispondere con un discorso un po' più complicato, però già tu poi una premessa che ti devo fare all'inizio e te la faccio in questo momento e poi ti spiego. Siccome i temi sarebbero tanti, anche tante cose che purtroppo la nostra città non conosce, tante dinamiche, oggi so che lo spazio è poco, però vorrei un tuo impegno anche in diretta televisiva a metterci la faccia quando sarà con delle persone preposte, non avremo problemi, noi potremo spiegare tante cose che non sono chiare. Allora, noi siamo aperti. Certamente noi siamo aperti a tutte le testimonianze di tutte le parti in causa, e noi coinvolgeremo anche il Calcio Napoli, il questore, il prefetto. Allora quindi ci aggiorniamo dopo Napoli-Milan, perché ti dirò, guarda, è un altro problema che ancora nessuno si pone. Ci sarà Napoli-Milan del 18 aprile, che sarà sullo stadio San Paolo, e già è tutto sold out, quindi il Napoli si è preoccupato di incassare già ed esaurire lo stadio. Tra 6 giorni si parte per Milan-Napoli, non c'è ancora notizia sui biglietti. Usciranno questi biglietti, ci saranno 4 giorni pasquali dove tu non puoi organizzare nulla, quindi ci sarà un'organizzazione approssimativa, e l'organizzazione approssimativa poi fa succedere cose purtroppo poche controllate e poco organizzate. Ma torniamo al modulo. I milanisti non hanno mandato nessun modulo, se poi il Calcio Napoli vuole far vedere la media dei milanisti, la vuole produrre, perché te lo posso dire per certo, noi saremo contenti. Il problema invece è un altro, e di questo purtroppo devo fare 2 piccoli appunti al proprietario del Napoli. Io mi rendo conto che a volte quando una persona riesce nella vita e si sente importante, si sente famoso, poi c'è a volte la bravura poi può diventare presunzione, e mi rendo conto che il presidente del Napoli è convinto che se va via Caracciolo e scende a piedi gli si aprono i mari, lui si sente motente, perché in una città dove funziona poco o nulla lui ha creato un filo all'occhiello, però fa un grosso problema, che gestisce la società sportiva Calcio Napoli, che ormai è una multinazionale, la gestisce ancora come una bottega, con tutto il rispetto per le bottiglie. Tutte le grandi squadre, e il Napoli in campo è più forte delle grandi squadre, ma a livello societario non è al pari delle grandi squadre italiane. Tutte le grandi squadre italiane hanno una figura che è lo slow, dove una tifoseria organizzata a inizio campionato comunica qual è il materiale che porterà allo stadio in casa ed in trasferta, e ogni trasferta la tifoseria organizzata, fidelizzata, comunica lo slow, quante persone vogliono partecipare a quella trasferta, e lo SLO gli organizza la trasferta, gli fa andare in un posto a pagare, ritirare i biglietti e organizzare il convoglio per la trasferta. Il Napoli questa figura è assente. Sì, il Milan ce l'ha, per esempio. Tutte le grandi squadre, tutte le grandi società ce l'hanno, però purtroppo poi è gestito tutto da una sola persona che si vuole occupare di tutto e non riesce poi a sopperire a tutte le grandi cose che ci sono da organizzare. Il Napoli quando parte per le trasferte sono degli eventi, cioè tra 6 giorni ci saranno 5.000 napoletani che vogliono andare a Milano, ma chi li gestisce questi eventi? Non li gestisce nessuno, si lascia tutto all'approssimazione e al caso, però poi quando succede qualcosa sono stati gli ultras, è facile, sì, ok, sono stati gli ultras, tutto a posto, abbiamo risolto il problema. Allora c'è proprio un dipartimento SLO, Supporters Liaison Officer, il Milan lo ha proprio anche sul proprio sito, quindi dove c'è spiegato tutti tutto. Ce l'hanno sul proprio sito, ma in questi giorni dei giornalisti che fanno giornalismo di inchiesta stanno mandando delle email a Calcio Napoli, c'è un problema che nessuno risponde. Ci sono persone che dicono domenica porto una bandiera, non hanno risposta. Allora noi arriviamo al pratico, noi lunedì, quando a Pasquetta sicuramente gli uffici saranno chiusi, martedì, primo giorno utile, quindi siamo prima delle 72 ore, noi manderemo un modulo al Calcio Napoli con tutte le dichiarazioni del materiale che vorremmo entrare in curva A. Domenica Napoli-Verona, noi arriveremo ai cancelli e filmeremo se ci fanno entrare il materiale o meno, perché o si rispondono e dicono no, oppure vige il silenzio assenso.
Vogliamo fare questo esperimento? Noi siamo pronti. Va bene, sì, se c'è questo modulo. Del resto il Napoli ieri con un comunicato ufficiale ha precisato che c'è bisogno di questo modulo. Il drammatico mio è che il presidente del Napoli con tutte queste cose sta togliendo tempo al signor Questore, al signor Prefetto, al signor Sindaco, che già devono gestire una società, una città molto difficile. E se con queste beghe, striscioni, bandieri sta facendo perdere tempo a cose che potremmo risolvere con un minimo di ragionevolezza e con un minimo di buonsenso da parte di tutti quanti. Però una persona che si permette di criticare la pizza, che è un patrimonio UNESCO, e si permette di uscire con delle frasi infelici, io non ho mai sentito presidenti con un grande stile e con un grande eleganza criticare i prodotti enogastronomici delle città in cui presiedono le società di calcio. Il problema purtroppo è appunto questo, che mi rendo conto che la sua bravura, perché noi lo dobbiamo ringraziare, perché a volte io gli dico ai miei amici che noi non capiamo il presidente di Napoli perché a livello imprenditoriale sta 20 anni avanti, però è scocciato purtroppo in della presunzione su alcuni argomenti, e non c'è nessuna persona che poi lo fa riflettere, dice guarda, questi sono ragazzi, non sono dei santi, però alla fine vogliono solo il bene della società di cui tu hai comprato, vogliono tifare, vogliono sostenere la squadra. Se durante il percorso della loro vita fanno degli errori, ma che possono fare tutti gli esseri umani in qualsiasi ambito, quasi si litiga anche a un semaforo, si litiga in qualsiasi contesto pubblico, poi sono persone che si assumono le responsabilità. Noi non abbiamo problemi, vogliamo accogliere l'appello del sindaco e vorremmo risolvere questo problema e goderci questi 2 mesi che ci separano dal traguardo che per tanti di noi è il sogno da bambino. Ci sono persone che non hanno vissuto lo scudetto, vorremmo viverci questa gioia con il nostro folklore, con la nostra cultura e con semplicità. E per evitare che poi, come è successo col Milan e la Lazio, il Napoli giochi in trasferta sugli spalti, nel senso che si ascoltino soltanto il paradosso è quello che vengono le squadre in un momento molto particolare, articolato della stagione, viene il Milan e sembra di giocare al San Siro, viene la Lazio e sembra di giocare all'Olimpico, e purtroppo lo scenario sarà sempre quello. Abbiamo il problema dei ben pensanti, che sono le persone che si fanno i complimenti quando facciamo le coreografie, quando spingiamo la squadra, quando buttiamo noi tecnicamente la palla nella porta. Poi le stesse persone sono sempre quelle che ci puntano il dito: no, non vogliono i bambini, no, non vogliono questo. No, è assolutamente vero. Sabato c'erano migliaia di bambini. Noi diciamo, come dai tempi dell'antica Roma, nella corsa delle biglie, che c'erano le tribune dove c'erano gente che aveva una certa cultura di andare in quel posto, e c'erano le curve che erano settori popolari e andavano gente con un altro tipo di cultura. Ecco. Le curve sono fatte per gente che vogliono stare in piedi, cantare, sostenere, e ci sono settori dove la gente può scegliere di andare, stare seduti comodamente. La curva non è nostra, si può stare in curva anche seduti, non c'è problema, ma almeno noi che vogliamo tifare potremmo essere liberi di farlo. Tutto qua. Diego scrive: ma perché nessuno chiede perché non vogliono la tessera? No, abbiamo chiarito che sono tutti tesserati i tifosi delle curve, tranne qualcuno, ma sono pochi, e devo dire che dalla importante, Gianluca, quanti tuoi colleghi, oggi ho sentito un altro collega tuo che ha fatto i 5 punti infelici, che noi siamo contro De Laurentiis perché non ci manda i calciatori alle inaugurazioni dei negozi. Non vogliamo partecipare all'organizzazione della festa. De Laurentiis non ci dà il biglietto, ma noi siamo abbonati, non ci serve il biglietto. Cioè noi siamo l'unica curva d'Italia che non è stata mai indagata per inchieste del genere. C'è la gente, gli addetti alla stampa, ma come si permettono di fare divulgazioni? Allora, facciamo così. Abbiamo cercato ha cercato di fare chiarezza Gianluca su alcuni punti secondo me molto importanti. Una tregua e il buon senso può venire fuori da questo richiamo del sindaco a cui ha fatto riferimento Gianluca attraverso la curva A, a cui hanno già aderito di fatto i tifosi organizzati. Vedremo se il sindaco procederà in questo senso e cercherà di mettere insieme tutti gli elementi della storia. Gianluca, se mi posso permettere di correggerti, non c'è una tregua,
ma noi potremmo stare mai in guerra contro l'imprenditore che ha creato questa squadra e che ci sta portando alla vittoria. Noi chiediamo soltanto anche un po' di umiltà da parte sua, si accetta, diciamo, se lui riconosce che il tifo sia folklore e che si dia la possibilità di farlo. Perfetto. Ovviamente De Laurentiis ieri ha dichiarato che bisogna ripulire gli stadi, bisogna bandire certamente la violenza, tutti gli atteggiamenti di violenza, e su questo ci siamo, perché tu sei stato chiaro: il tifo è folklore, il tifo è coreografie, il tifo è gioia. Gianluca, noi portiamo i nostri figli in curva, gli Ultras vanno allo stadio con i figli. È tutto chiaro. Va bene, voi l'autorizzazione per gli striscioni però non l'avete mai chiesta nella vostra vita, è così? Non l'abbiamo mai chiesto, non ci è stato mai chiesto, ma li abbiamo sempre entrati. Noi venerdì a Lecce porteremo gli striscioni, domenica scorsa a Torino abbiamo portato gli striscioni. Senza autorizzazioni, senza moduli. Ma sono 10 anni che facciamo le coreografie, non abbiamo mai chiesto nessun modulo. Oggi è uscito questo modulo, ok, lunedì andremo a fare il modulo, si risolve il problema in questo modo, noi siamo pronti. Va bene, allora grazie per questa testimonianza a Gianluca, a testimonianza di tutti i gruppi organizzati della Curva A. È credo un punto di vista importante nella storia, che comprende ovviamente più elementi, e gli altri sono invitati ovviamente a dire la loro anche da parte nostra. Ti ringrazio per lo spazio. Voglio concludere dicendo: abbiamo dei grandi ragazzi in campo, abbiamo dei grandi tifosi sugli spalti. La società su certe cose si mette a passo con noi, possiamo raggiungere degli obiettivi incredibili. Grazie e buon pomeriggio e in bocca al lupo. Buon pomeriggio anche a te, ti saluto.